targhe alterne? Non lo sapevamo neanche. Non lo sapevamo. Però abbiamo parcheggiato in fondo. Per me le targhe alterne non esistono, nel senso che io sono a gas e quindi quando mi muovo non ho questo problema. Possono circolare solo le auto elettriche. Avrei preso una multa. Dalla confusione degli automobilisti allo scontento degli ambulanti del mercato settimanale. È meno gente del solito, sì, un po' meno gente insomma. Soprattutto le prime ore forse la gente doveva ancora capire come muoversi, capito? C'è poca gente, ma a febbraio c'è sempre stata poca gente. Ha visto le targhe dispari circolare? No, sì, è passato davanti al naso. Davanti ai vigili. Qua, adesso, attraversa la strada. E i vigili? Ah, ma non credo che abbia fatto neanche la piega. Ma le prime targhe che ho visto sono tutte targhe dispari. Addirittura di fronte al vigile urbano, lì bello ferma con la palettina, il primo numero è un bel dispari. Ho visto quasi tutte targhe, la maggior parte targhe pari, sì. La maggior parte quindi anche targhe dispari? Ne ho viste un paio, ma possono avere anche avuto dei problemi personali, insomma. O hanno tutti permesso, cosa che potrebbe anche essere possibile, però onestamente non ci credo. Quindi sono le cose un pochettino ridicole. Una schifezza, tutte targhe dispari ho visto. Da San Giuseppe, che siamo venuti avanti, più targhe dispari che pari, pertanto... Siete venuti a piedi o in macchina? L'autobus. In autobus, perché dice per evitare la multa, Per evitare arrabbiature. Mi dispiace, ma oggi piedi, domani lo stesso. Facciamo, Domani può circolare con la targa dispari. ma non so, perché fanno il giorno giusto. Per la dispari domani si circola, va bene.